Eccoci qua, allora anche oggi un nuovo appuntamento con Radio Veneto Agricoltura, con Mimmo Vita e Renzo Rossetto. Renzo Rossetto chi è? Uno degli esperti, dottor Renzo Rossetto è uno degli esperti di Veneto Agricoltura per quanto riguarda le materie economiche, perché esiste proprio un'area dedicata agli studi economici di Veneto Agricoltura, perché è importante, non si può fare agricoltura e non si può fare agroalimentare moderno se non hai davanti tutto il quadro dei numeri, delle tendenze, delle prospettive, ma anche dello storico dei settori. Oggi vi parliamo di florovivaismo, perché? Perché eccolo qua, vedete, è partito ieri il Flormart e alla sua 69esima edizione, quindi il Flormart a Padova si fa ben prima della seconda guerra mondiale e per cui è un appuntamento storico importante. Il mondo del florovivaismo nazionale e internazionale si trova qui per fare il punto della situazione. Ormai da un po' di tempo a questa parte Veneto Agricoltura, attraverso appunto la sua area studi economici, propone un report sui dati del florovivaismo veneto. Florovivaismo veneto che da un po' di anni dà luci ed ombre, vero? È vero, sì, sono un po' di anni che il florovivaismo è in quella fase che si dice di transizione. È stato qualche anno in fase di stagnazione, ma non riesce ad uscirne facilmente. E c'è sempre qualche difficoltà legata vuoi alla produzione, vuoi al commercio, vuoi ai consumi. Diciamo che sta ancora uscendo dal guado. Ecco, in particolare mi pare di aver visto che un po' i consumi interni crescono, quindi perché ci sono due tendenze, una questione è quella proprio dei produttori e lì vediamo che ci sono luce e ombra, adesso il dottor Rossetto dirà meglio di me, ma comunque per esempio Padova è la leader da questo punto di vista come provincia, ma sta perdendo sia aziende che ettari, mentre invece Verona cresce, ma dall'altro punto di vista ci sono i consumi, cioè la gente che va a comprare piante, la gente che va a comprare fiori. Allora possiamo dire Sì, qualcosa? hai ragione Mimmo. L'aspetto più positivo dell'ultimo anno e mezzo sono proprio i consumi. L'ISMEA monitora da anni con una bella indagine a livello nazionale quelli che sono le spese delle famiglie in prodotti florovivaistici e l'ultima indagine aggiornata a maggio del 2018 evidenzia che nei primi mesi di quest'anno c'è una tendenza ad aumento della spesa delle famiglie, più in piante che in fiori è favorita, questo da dire, dall'andamento pessimo dei primi mesi dell'anno e che poi a maggio invece hanno recuperato. Ma anche nel 2017 i dati di Ismea a cui abbiamo aggiunto delle stime per alcuni dati che non erano stati rilevati, non vengono rilevati, indicavano già una piccola ripresa dei consumi a livello nazionale. Si parla di oltre 2 miliardi di euro di spesa, un aumento che è proprio dello 0,4%, però è un'inversione di tendenza negli ultimi 7-8 anni in cui invece i consumi erano sempre stati in calo. Una volta si diceva ditelo con i fiori, adesso invece lo diciamo con le piante. Diciamo che lo diciamo anche con i social, però con le piante più che con i fiori, più che le piante però rispetto ai fiori hanno delle motivazioni di acquisto differenti, servono soprattutto per abbellire le case. L'occasione è una degli aspetti che viene monitorato dall'indagine dell'ISMEA, è proprio questo, cioè per cosa vengono acquistati questi prodotti. Le piante vengono acquistate il 70% dei casi per abbellire la casa, quindi sono piante da giardino, piante da interno, piante da esterno. I fiori invece principalmente si usano o appunto per portarli in regalo in qualche visita da ospiti, oppure per le ricorrenze, quindi San Valentino, la festa della mamma, o per portarli in cimitero. E queste sono le due principali destinazioni dell'uso e del consumo di fiori. Abbiamo visto anche, e secondo me è molto interessante, apriamo proprio una piccola parentesi perché fa capire il trend. Allora, tanto per farla molto semplice, le tre grandi province produttrici, diciamo, in area florovivalistica del Veneto sono, come abbiamo detto, prima Padova, poi Verona, terza Treviso. Queste sono con Padova, come posso dire, in difficoltà, quindi in diminuzione,
in crescita, Treviso stabile, più o meno questa è la situazione. Sì, così. Ecco, ma quello che ci interessa però nell'analisi, e qui potremmo dire molte cose, vediamo di dirle in maniera molto velocemente, è come mai abbiamo visto un ritardo molto forte, anzi proprio una perdita di acquisto di materiale nell'area vitivinicola. Questo è un dato che abbiamo rilevato. Spiegarne i motivi non è così semplice. Può essere che, cioè, dire il vero, che negli anni più scorsi il vivaismo viticolo aveva avuto un incremento delle quantità di prodotte. L'ultimo anno può essere semplicemente stato un problema di rallentamento, visto le crescite degli anni, visto l'andamento degli anni precedenti. C'è anche da dire il vero che oltre al vivaismo viticolo anche altri comparti viticoli come quello frutticolo stanno vivendo dei momenti di difficoltà a livello di competizione di mercato con concorrenti delle altre regioni. Il Veneto su questo è un inseguitore, la Toscana e la Lombardia per quanto riguarda il vivaismo da esterno sono le regioni che abbiamo come riferimento, e per quanto riguarda il vitivinicolo anche il Friuli Venezia Giulia ha dei vivai molto importanti anche a livello internazionale, per cui può essere che nelle dinamiche di mercato ci sia della sofferenza, ma è innegabile che sul vivaismo magari le aziende agricole stanno ancora investendo, soprattutto ad esempio nella provincia di Treviso, ma purtroppo magari non si riforniscono dalle aziende venete. Volevo dire, e mi pare molto interessante a questo punto, che però in generale si legge nel rapporto che voi potete vedere sul sito di Veneto Agricoltura, vi ricordo l'indirizzo www.venetoagricoltura.org. Mi pare però di vedere che c'è un problema, come posso dire, di adeguamento del settore florovivaistico veneto alle esigenze, diciamo, odierne, cioè c'è tutto il settore che deve ammodernarsi, non so se il termine è corretto. Allora, dal punto di vista della produzione ci sono delle eccellenze che non hanno niente da temere con i concorrenti delle altre regioni azzarderei anche di stati esteri, ma sono una ristretta cerchia di aziende che riescono anche a fare esportazione e che appunto sono all'avanguardia. Il fatto è che l'impressione è che la maggior parte delle aziende sia sempre all'inseguimento, recepisca le innovazioni in seconda battuta rispetto ad altri che sono invece magari più leader di mercato e innovativi. E questo si traduce poi dopo nel fatto che hai difficoltà poi a vendere, perché la strategia che ti conviene usare come azienda è quella di essere a servizio di qualche altra impresa più grossa che magari si rifornisce da te, e non sei tu che conduci il gioco. E questo vale anche poi dopo per l'estero, cioè il commercio con l'estero questo ne risente, perché non siamo noi che esportiamo direttamente magari, ma sono delle altre aziende a livello nazionale a cui le aziende venete fanno da terziste, diciamo così per capirsi, che vanno poi a prendersi il premium price del prodotto che viene esportato. Infatti l'anno scorso il commercio estero di piante vive in Veneto è andato male quando tutti gli altri sono andati bene e hanno aumentato le vendite. Ecco, allora chiudiamo, io direi, questa analisi dando proprio i numeri. Riusciamo a dire quelli che sono i numeri fondamentali del florovivaismo veneto? Mettiamo poco. Le aziende sono in calo, 1487 aziende, sono diminuite di uno 0,4%. Le superfici sono in calo, sono scese a 2690 ettari, anche qui sono un trend decrescente negli ultimi anni.
calano soprattutto le superfici in pianaria, sono la maggior parte, della verità 2030 ettari, mentre crescono leggermente le superfici in colture protette, serre calde, serre fredde, ombrai. La produzione si aggira attorno all'1,6 miliardi di pezzi, sono soprattutto piantine orticole, perché praticamente l'80% della produzione del viveismo veneto è dovuta all'orticoltura. Per un totale da un punto di vista per un totale di un valore che si aggira attorno ai 209 milioni di euro, è un valore che è stabile circa negli ultimi anni sopra i 200 milioni di euro. Va detto che è composto da un trend più o meno stabile o in leggera calo della produzione di fiori e piante, strettamente intesa, che si aggira attorno ai 53 milioni di euro, la produzione di vivai che è attorno ai 29 milioni di euro, e la produzione e i servizi di realizzazione di giardini, quindi tutta la parte di servizio che viene data alle aziende oltre al prodotto in sé, che raggiunge i 128 milioni di euro ed è in crescita costante negli ultimi anni. Quindi il plus è il servizio oltre alla vendita del prodotto. Quindi un settore importante, vi abbiamo dato lo spaccato di questo, come vi ho detto in questi giorni, termina domani, c'è il Floor Mart a Padova, grazie a Renzo Rossetto, dottor Renzo Rossetto, appuntamento con Radio Veneto Agricoltura e fra una settimana, arrivederci a tutti.